Un'interessante iniziativa è quella che si svolge oggi qui presso la sede istituzionale dell'INPS, il mondo del lavoro vicino al mondo della scuola, con una visita appunto che i ragazzi stanno facendo alle strutture. Ne parliamo con il direttore. Sì, è un'iniziativa che abbiamo fatto concordemente al Comitato Provinciale dell'INPS e al suo Presidente, nell'ambito già di un progetto di alternanza scuola-lavoro che vede coinvolto il Liceo Leonardo di Agrigento. Quest'oggi ci sono altre scuole, sostanzialmente abbiamo oggi invitato i ragazzi qui in maniera tale da illustrare l'attività istituzionale dell'istituto e di fornire un quadro di quelli che sono, diciamo, i nostri compiti. Abbiamo parlato del rispetto della legalità per quanto riguarda i contratti di lavoro dei dipendenti e quindi abbiamo detto che è giusto che le imprese pagano i contributi tutte e quindi evitare la concorrenza sleale, ma soprattutto perché ciò significa garantire i diritti dei lavoratori. È un'iniziativa che sostanzialmente apre le porte al mondo della pubblica amministrazione. Abbiamo detto anche ai ragazzi che attraverso una forma di comunicazione che ci sono è possibile direttamente da casa interloquire con la pubblica amministrazione spiegando loro che è un fatto che significa democrazia, maggiore trasparenza della pubblica amministrazione e soprattutto ciò è finalizzato ad un rapporto migliore, costruttivo con il cittadino. L'iniziativa nasce da un'idea del Comitato Provinciale che ringrazio innanzitutto per avermi dato la fiducia per questa nuova esperienza nella guida, diciamo, del Comitato e successivamente abbiamo cominciato a valutare un po' quello che deve essere il percorso del Comitato anche fuori dalle mura del Palazzo. L'idea è stata proprio quella di iniziare a coinvolgere le scuole, seguendo già un progetto che era iniziato grazie all'iniziativa della direzione provinciale, che era quello del coinvolgimento di una scuola. Noi ne abbiamo coinvolte altre 3 e oggi l'iniziativa è proprio l'idea del progetto I Porte Aperte all'INPS, che dà la possibilità ai nostri giovani di cominciare a capire come funziona anche la burocrazia dell'istituto, che è il maggiore istituto di previdenza che esiste in Italia e che non dà soltanto un servizio rispetto al sistema pensionistico, è un istituto che fornisce una serie di servizi alle famiglie, quindi è giusto che i ragazzi comprendano attraverso una giusta spiegazione portata avanti dai funzionari diligenti dell'istituto che oggi sono messi a disposizione grazie a questa sinergia che si è creata, affinché possano capire come funzionano gli iter burocratici e tutti i sistemi e i servizi che vengono erogati dall'istituto. Stiamo seguendo un percorso che già era iniziato, che è quello di aprire l'istituto, l'INPS, all'esterno e non essere considerato come una roccaforte che si applicava le leggi e non ne andava né conto a nessuno. Uno dei principi basilari era la conoscenza, perché se i giovani o anche chi non è giovane riesce a sapere tutto quello che l'INPS riesce a erogare, bene o male si può districare in questa marea di leggi, leggine, leggette e quindi poter bene o male difendersi e quindi cautelare i propri bisogni.